Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! L'ex attaccante italiano ha parlato anche dopo la partita delle difficoltà legate al suo recente infortunio. Ringrazio lo staff medico. Mi hanno preparato psicologicamente, anche se non ero al 100%. Ha poi risposto alle critiche sulla sua maschera protettiva. Non capisco chi si lamenta invece di pensare a giocare contro la migliore squadra del campionato. Ho fatto il mio lavoro. Infine, le sue parole conclusive sono state dedicate al club. Lo ripeterò sempre. Amo il Galatasaray in ogni suo aspetto. Finché avrò l'opportunità, difenderò questa maglia con tutto il cuore. Un legame forte, destinato a continuare in futuro, visto il suo contratto fino al 2029. Amo il Galatasaray con tutto il cuore. Una dichiarazione forte e sincera di Victor Osimhen, che è diventato rapidamente uno dei simboli del club turco dopo aver lasciato il Napoli. L'attaccante nigeriano ha conquistato tifosi e club con i suoi gol, arrivando a quota 57 per il Napoli, l'ultimo dei quali segnato nel derby contro il Fenerbahce, partita dominata dalla sua squadra. Un gol cruciale e spettacolare che ha permesso di allungare il vantaggio in classifica a 7 punti e di avvicinare ulteriormente il titolo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!